Questa è la lettera che il sindaco di Moimacco ha mandato al comitato e alla procura, con la quale lui, non so, si sarà consigliato con qualcuno, ha deciso che non è necessario denunciare alla procura le ditte che provocano questi danni, perché la procura è già messa al corrente dall'ARPA e pertanto la ritiene superflua una denuncia del genere. Queste sono considerazioni sue. Comunque qui si ravvisano delle omissioni di dato d'ufficio. Questa è la stazioncina di Bottenico, con questa area che ho visto già che stanno movimentando della terra. Questa è la sede dove doveva essere collocato quel deposito di scorie vecchie che la fonderia doveva smaltire. Premetto che questo progetto doveva essere di circa 17 metri di larghezza, profondo 1,5 metri, un buco, lungo 200 metri per un lato e 89 per un altro, formando una grandissima L. Tutte le scorie venivano messe qua dentro per una fuoriuscita dal piano di campagna di 6 metri. Quindi ci trovavamo avanti una grande muraglia cinese con tutto quel cocktail delle meraviglie che avete visto prima. Adesso vediamo, il progetto è stato, diciamo, bocciato e verrà, se deve andare avanti, passato alla valutazione di impatto ambientale. Questa è una comunicazione del Gazzettino del 13 gennaio 2010 dove il comitato ha fatto presente tutte le preoccupazioni che ci sono, 129 sforamenti nell'arco del 2009, con tetti anche di 235 microgrammi quando il massimo è 50, dove c'è una comunicazione un po' curiosa, dove il sindaco Sicco precisa che il comune ha le mani legate su questo problema. Noi vorremmo sapere chi le lega le mani, perché vorremmo sapere che accordi ci sono sotto, perché non è possibile sapere da chi è bloccato il sindaco. Il sindaco ha tantissime funzioni, tra le quali anche quella di ufficiale sanitario, deve tener conto della salute della gente. Vediamo quali sono i problemi legati a questo sindaco. Poi, ecco, io con questo avrei concluso. Volevo solo ricordare qualcosa di particolare, che quando si parla di microparticelle, il PM10 corrisponde alla particella con un diametro di vuol dire che sono 10 micron, vuol dire che 1 millimetro viene diviso per 1000 volte. Di queste 1000 volte, 10 sono le parti che costituiscono la particella. Oggi si va a cercare anche le microparticelle, che sono il PM2,5, corrispondono ancora a una particella ancora più piccola. Le particelle, volando nell'aria, vengono accumulate dalle persone senza accorgersi e nell'arco di tanti anni queste particelle si accumulano e non vengono più eliminate, ovvero vengono eliminate molto lentamente, andando a costituire quello che si chiama il bioaccumulo. Tutto questo porta a un'azione sinergica di componenti diversi, non so, arsenico, zinco, nickel, eccetera, che comportano poi l'insorgere di malattie nuove. Avrei una comunicazione che lascerei al sindaco assieme, vediamo dove l'ho messa, con delle osservazioni che il comitato voleva far presente. Allora, il comitato non vuole far chiudere alcuna attività industriale. Tutti devono lavorare e fare economia, ma senza inquinare l'ambiente, usando filtri e quanto altro previsto dalla legge, allo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini e del territorio. La salute di tutti e va tutelata con ogni mezzo e non con le chiacchiere o tavoli di lavoro o promesse mai mantenute. Sono ormai molti anni che la zona è sotto monitoraggio e controllo dell'ARPA, con risultati critici e molto preoccupanti, senza notare alcun miglioramento
o diciamo così, riduzione degli sforamenti. È inutile proseguire ancora con ulteriori monitoraggi senza porre subito un rapido rimedio. Si richiede una maggiore e proficua collaborazione tra i due comuni di Cividale e Moimacco nel cooperare uniti, nel predisporre progetti e nel risolvere i problemi per raggiungere obiettivi risolutivi. Poiché la centralina di monitoraggio acqua è situata solo in zona COP, si invita il comune di Moimacco a estendere i rilevamenti anche nelle zone vitali del paese, quali le scuole del centro abitato. Va ricordata inoltre la vocazione prettamente agricola del nostro territorio e la pericolosità della ricaduta delle polveri sulle coltivazioni che vengono consumate in loco e vendute in tutto il Friuli. Da anni, senza saperlo, ingeriamo questi veleni entrati nella catena alimentare. È una vergogna mondiale proporre patrimonio dell'UNESCO il comune di Cividale in questa grave situazione. Volevo ancora ricordare che poiché la centralina di Montoraggio Alba si situata solo in zona COP, si invita il comune di Moimacco a estendere rilevamenti anche nelle zone vitali del paese, quali le scuole e il centro abitato. Il comune chiede il monitoraggio della salute dei bambini, della scuola materna e della scuola primaria di Moimacco, visti i preoccupanti casi di leucemia appena accertati in una scuola primaria della Lombardia. Ecco.